Gli ambientalisti manifestano a Udine a favore della mobilità sostenibile e lo fanno nel modo più clamoroso, bloccando la strada con le automobili. Piero Villotta. In strada sono poco meno di 40. Hanno sfidato la pioggia i manifestanti del WWF della regione per partecipare alla manifestazione per la mobilità sostenibile. Una manifestazione che ha avuto per teatro la centralissima via Savorniana a Udine. Lì, con il patrocinio del comune, presente l'assessore all'ecologia Croattini, si sono presentate una quarantina d'automobili di manifestanti ed hanno bloccato la strada per sensibilizzare la cittadinanza sui danni provocati dallo smog e sui 50 decessi all'anno che si registrano nel medio Friuli per malattie respiratorie. Il maltempo non ha consentito ai dimostranti di stendersi a terra come avrebbero voluto per simulare i morti da inquinamento, né di attuare la gara tra bicicletta e auto per dimostrare che le due ruote in città arrivano a destinazione prima delle macchine che ai tempi di percorrenza devono aggiungere quelli delle code semaforiche e delle manovre per trovare parcheggio. La dimostrazione tuttavia ha raggiunto il suo scopo, indicando al pubblico quella che il WWF definisce l'occupazione esagerata dello spazio pubblico da parte delle automobili.